Simone De Lipperi, nuovo portiere della Nuorese. Prima settimana di lavoro, penso tanta fatica, tanto sudore ma anche insomma, tante soddisfazioni. Sì, stiamo lavorando molto bene, siamo contenti perché la società ci sta mettendo nelle condizioni di lavorare bene. Abbiamo delle strutture importanti in relazione poi alla categoria che dobbiamo affrontare, quindi ci riteniamo fortunati come giocatori ad avere tutto quello che la società comunque ci sta mettendo a disposizione. E quindi è stata una settimana, come hai detto tu, di fatica, però quando poi lavori circondato da persone, da una società seria, da uno staff come quello nostro, alla fine ti passa tutto benissimo. Siete un gruppo nuovo, tanti compagni che arrivano da esperienze diverse, 2 sedute di allenamento quotidiane, la strada è quella giusta. Sì, la strada è quella giusta, il gruppo già adesso i primi segnali sono positivi perché siamo tutti dei ragazzi molto in gamba, stiamo formando un gruppo importante che poi sarà quello che dovrà tenere i piedi per terra quando ci saranno i momenti di grossa euforia e allo stesso tempo stringerci le mani nei momenti comunque di difficoltà dove comunque in un anno importante affronteremo situazioni del genere. Domenica si inizia col calcio vero, per quanto conti insomma, la Coppa Italia, si inizia dal Maristia di Gavoi, un fortino, insomma, è una bella prova per un gruppo che vuole dire la sua nel campionato di eccellenza. Sì, guarda, una squadra che ha obiettivi importanti, come ci ha detto il mister, ogni partita, anche le amichevoli, devono essere affrontate alla stessa maniera, quindi al di là che poi sia una Coppa Italia, che comunque è sempre una competizione importante, perché poi non dimentichiamoci che arrivando lontani, io ho avuto la fortuna di vincere con la Torres, abbiamo avuto la possibilità di andare poi a livello nazionale, se arrivi fino in fondo poi sfruttare il salto di categoria anche tramite la Coppa Italia, quindi è una competizione importante. Viene subito, sicuramente sarà una battaglia anche perché il campo è quello che è un campo in terra battuta dove sicuramente non sarà facile, però dobbiamo affrontare tante situazioni comunque delicate tutto l'anno, quindi questo era il primo ostacolo e siamo tranquilli.